benvenuti a Noi Chiesa. Il vescovo Gianpio De Vasini nella cattedrale di Chiavari ha celebrato i funerali di Don Vittorio Gotelli, scomparso a 92 anni. Don Vittorio è stato prete per 66 anni e in questo lunghissimo periodo ha ricoperto l'incarico di parroco in diverse comunità del nostro territorio e di assistente spirituale di enti ed associazioni. È stato questo un tratto che il vescovo ha voluto mettere in evidenza, soprattutto sottolineando lo spirito di servizio che ha contraddistinto il ministero pastorale del sacerdote. Vediamo. Ogni morte è motivo di turbamento e di dolore. La morte di un prete interpella intere comunità incontrate durante il ministero pastorale e con le quali è stato condiviso un cammino. A sottolineare questo aspetto è stato il vescovo Gianpio De Vasini, che ha presieduto in cattedrale a Chiavari il funerale di Don Vittorio Gotelli. Il sacerdote, nei suoi 92 anni di vita, 66 li ha dedicati al sacerdozio, incrociando sul suo cammino diverse parrocchie: Zoagli, Semorile, Borzone, Prato sopra la Croce, per poi approdare a Rupinaro, a Chiavari, dove è rimasto per 20 anni, e Montallegro, rettore per 5 anni del santuario. E non solo, Don Gotelli è stato assistente ecclesiastico di numerose realtà del territorio. Tutto questo, ha evidenziato il vescovo, parla di lui e del suo ministero. Don Vittorio ha vissuto il suo essere prete come servizio. Ha servito il Signore, ha servito la sua Chiesa con tutto se stesso, con la sua umanità, con il suo carattere, con le sue competenze, con la sua saggezza, con il suo amore. Ma il protagonista di questo momento è il Signore, che ce lo ha donato, che ora lo accoglie e che gli permetterà di starci ancora accanto. Don Gotelli ha insegnato l'amore per Gesù con i tratti di un uomo mite e accogliente nei rapporti con i suoi confratelli, con i parrocchiani e con i suoi familiari. Praticamente quando eravamo giovani andavamo sempre da lui a Borzone. Lui era il nostro assistente spirituale, proprio quando uno aveva bisogno andava da lui. Aveva sempre un volto accogliente, mai visto, no, senza un sorriso. Sì. Io però la cosa che mi ha colpito all'inizio, vedere quando era a Borzone come viveva anche la povertà, la comunione con gli altri, e questo mi ha proprio sempre colpito, di una persona che era di Dio. Hai qualche ricordo in concreto, magari qualche racconto che ti può venire in mente? Ma no, io ricordo quando poi era a Rupinaro, che con la cooperativa Tassano ci accoglieva lì nella Casa Carita a tutti gli incontri che facevamo. Era un po' all'inizio la nostra sede. Insomma, e poi ha seguito un pochino sempre il movimento dei focolari. Faceva parte insieme agli altri sacerdoti del movimento. A Tasso si vedevano spesso con Don Marcone, con gli altri che sono con Don Raggio all'inizio. Mi ricordo quando eravamo piccoli, noi siamo tanti nipoti, e ci raccontava un sacco di storie, ci raccontava tantissimi aneddoti di quando era bambino e in qualche maniera ci insegnava attraverso le sue storie quelli che erano i suoi valori, quindi la mitezza che ricordavano anche i suoi amici sacerdoti e la bontà e l'accoglienza, che sono valori sicuramente di tutta la nostra famiglia, ma chiaramente lui li incarnava di più. E io invece mi ricordo molto bene quando a lui piaceva molto andare per funghi e quando ero piccolino mi portava con lui e attraverso quello mi ha trasmesso, oltre che una passione, tante altre sue qualità che è riuscito a trasmettermi e a farmi capire, oltre che il bello di divertirsi insieme a andare per funghi. Era un vostro riferimento.
Assolutamente, per tutti quanti, e ci fa piacere che anche le persone che abbiamo incontrato oggi ci hanno testimoniato che era un punto di riferimento anche per loro. Assolutamente, l'abbiamo tutti voluti bene. Sì, assolutamente, quello è poco ma sicuro. Si vede e mi sembra che anche per noi è stato un gran punto di riferimento, per tutta la famiglia, tutta, in tante cose, tante. Con il mese di febbraio sono ripresi i corsi della Scuola di Teologia Mater Ecclesiae della Diocesi di Chiavari, una realtà che in questi anni è cresciuta sia in termini di numero di iscritti che in termini di servizi offerti. È una scuola aperta a tutti, credenti e non credenti, e dà la possibilità di informarsi e di confrontarsi su alcune delle tematiche più attuali del nostro tempo. Da oggi è possibile ritrovare i contenuti anche sul canale YouTube di Teleradio Pace attraverso una specifica playlist in abbonamento. Abbiamo sentito il direttore Don Federico Picchetto. Sono trascorsi i primi mesi dall'inizio dell'anno formativo 2025-2026 e al di là dei bilanci possiamo raccontare che cosa ha dato fino a qua la scuola di teologia alle nostre comunità e alla diocesi. Ma io credo che siamo in un tempo molto particolare che è segnato da una serie di processi in atto di cambiamenti sociali, politici, economici, e una scuola di formazione teologica, lo dice la parola stessa, si occupa di formare degli strumenti teologici, cioè saper leggere la presenza di Dio, saper leggere la storia non come una serie di circostanze accidentali che si susseguono uno dopo l'altro, ma come un disegno, un mistero, un rapporto, una domanda, una risposta alla relazione con Dio. E credo che questo dia alla scuola di formazione teologica alla diocesi, la possibilità di leggere le cose della vita, le cose della storia, le cose della società, non come qualcosa di chiuso in se stesso, ma come qualcosa di altro. In questo è fondamentale il lavoro di comunione che c'è dietro la scuola di formazione teologica, perché è veramente diocesana, c'è il concorso di una serie di uffici, di un concorso di una serie di istituzioni, un concorso di una serie di servizi diocesani che costruiscono non solo un programma, ma anche un orizzonte e anche un po' quello che è lo spirito, l'anima della scuola, che non vuole essere l'iniziativa di qualcuno che ha qualche idea in più, ma vuole essere un luogo che nasce da un confronto. Ecco, come hanno lavorato quest'anno i vari uffici, i vari gruppi che hanno dato il loro contributo alla stesura dell'articolato calendario della scuola? Ma di solito funziona così, c'è un consiglio della scuola dove ci si vede con tutti quelli che sono presenti in questo consiglio, rappresentano le vari uffici della diocesi e si cominciano a buttare giù delle idee. In base alle idee si comincia a costruire una serie di ipotesi che poi si confrontano in seconda battuta con i bisogni che abbiamo rilevato, cioè a partire da quello che per noi è significativo, di che cosa c'è bisogno nei vari ambiti, che cosa i laici ci hanno segnalato, che cosa le persone che abbiamo incontrato, che cosa la società che sta vivendo ci dice che è più importante, che è più urgente. Si comincia a stendere una idea in seconda battuta, quindi un po' più elaborata, e poi se ne discute, si approva un calendario di massima e si comincia a quel punto a individuare chi sono i volti e le persone che possono incarnarla meglio, consapevoli che viviamo in un mondo talmente liquido che è complicato a volte che una persona sappia prendersi un impegno anche importante, anche rilevante, da luglio quando li contattiamo noi per il giugno dell'anno dopo. La scuola di formazione teologica dalla sua fondazione ha vissuto una sorta di evoluzione, cioè qualcosa è cambiato. Che cosa ti sembra che sia il dono più prezioso che sta maturando in questi anni da questa esperienza? Ma io direi che sono due le cose. Primo, che la cultura non è una questione di nicchia, che la formazione non è una questione di nicchia, cioè non è che c'è qualcuno che è appassionato di cose alte, qualcuno che è appassionato di cose quotidiane, ma che il quotidiano chiede lettura, il quotidiano chiede comprensione. Le cose di tutti i giorni, dal rapporto con il marito, con la moglie, fino a quello con i figli, chiedono strumenti, perché uno non può farli a caso. E la seconda cosa, che è possibile lavorare insieme. Credo che questo sia molto importante. Io credo che viviamo in un tempo, lo vedo anche a scuola, dove la più grande fatica sia fare cose insieme, perché le persone non sono più capaci di fare cose insieme e la sfida della Chiesa
non a caso la Chiesa, è proprio quella di essere comunione. Le lezioni termineranno alla fine di maggio, chi lo desidera può ancora andare sul sito e scoprire che cosa c'è in programma nei prossimi mesi. Il costo è irrisorio perché è un piccolo contributo per diciamo così le spese generali, ma ecco è un servizio questo che è aperto davvero a tutto il territorio, non è riservato a chi crede o a chi sta già compiendo un percorso. Ma allora sarebbe veramente fuori luogo pensare che noi facciamo una scuola di formazione teologica come una specie di studio teologico interno di una specie di monastero, cioè noi stiamo costruendo qualcosa che è a servizio del territorio, cioè Dio è di tutti, Dio è per tutti, Dio è con tutti, non importa quello che uno ha fatto, vissuto, le strade che ha intrapreso, che cosa crede, che cosa non crede, importa se gli può interessare una parola che non viene dagli uomini ma che viene da qualcosa che è più in alto, che è più vero, che è più definitivo, che è più profondo. Per questo è un servizio al territorio, perché non esiste una terra che non abbia una storia, non esiste una storia che non abbia memoria e non esiste una memoria che non venga da lontano, e questo lontano non è un punto indefinito dell'universo, è una presenza grande che accompagna da sempre gli uomini anche su questo territorio. Siamo entrati nel tempo di Quaresima, la Chiesa celebra ogni anno questo tempo forte iniziando con il rito della benedizione e dell'imposizione delle ceneri. Riassumiamo i contenuti del messaggio che il Vescovo ha pronunciato nell'omelia della celebrazione presieduta in cattedrale in occasione del mercoledì delle ceneri in questo servizio, e poi ascoltiamo anche un approfondimento con il parroco della cattedrale, Don Andrea Buffoli. La Quaresima è il tempo che permette di accorciare le distanze da Dio. Lo ha sottolineato il Vescovo Gianpio De Vasini celebrando la messa con la benedizione e l'imposizione delle ceneri all'inizio del tempo liturgico della Quaresima. C'è la distanza dell'indifferenza rispetto ai luoghi e ai focolai di guerra, una indifferenza che si alimenta di paura o all'estremo opposto di una narrazione per immagini che spettacolarizza gli scenari di conflitto, appiattendo dolore e sofferenza allo stesso livello di fotogrammi di intrattenimento. È l'indifferenza rispetto all'esistenza delle persone, alla loro sofferenza, alle tragedie che si consumano in quei territori. Ma c'è anche la distanza della rassegnazione di fronte alle profonde ingiustizie umane, una distanza che si nutre di pensieri spenti e stanchi, per i quali le persone che vivono in povertà ci sono e rimarranno per sempre in quella condizione di vita, e le persone che sono perseguitate non potranno mai affrancarsi da lì. E c'è poi la distanza che cresce mano a mano che il desiderio si affievolisce e diventa un accessorio insignificante, che porta ad attraversare l'esistenza senza immaginare e sognare e sperare cose grandi per sé e per chi sta intorno, per la comunità e per tutta l'umanità. E c'è infine la distanza che è data dalla perdita della intimità e della interiorità. La connessione continua che diventa iperconnessione genera l'offuscamento di sé, della consapevolezza di sé, che non è prodotto di quello che gli altri pensano e non è la somma algebrica degli input che arrivano a modificare percezione e sguardo. Abbiamo giorni davanti per poter accorciare le distanze da Dio. Il Vescovo lo ha ricordato davanti a fedeli di ogni età, perché questo percorso è accessibile a chiunque riconosca che oltre alle proprie forze c'è Cristo, accanto a chi decide di intraprendere questa strada. Cristo accanto all'umanità, come dice San Paolo, perché questo è il desiderio profondo di Dio, pur di offrire la possibilità di accorciare le distanze da Lui, ha spiegato Monsignor De Vasini. Gesù ha condiviso la condizione umana portando fino all'estremo le conseguenze del peccato, per iniziare la strada accorciando già dal primo passo la distanza da indifferenza, rassegnazione, disillusione e perdita di interiorità. Inizia il tempo di Quaresima, con che spirito iniziare questo periodo? Ma mi pare che come ogni anno i papi con il loro messaggio quaresimale ci suggeriscono una strada. Anche quest'anno Papa Leone nel suo primo messaggio quaresimale ci ha indicato il digiuno dalle parole, la relazione e il fare le cose insieme come tre grandi strade per poter vivere la Quaresima. È chiaro che poi non possiamo prenderci troppi impegni, perché poi troppi rischia di non farsene neanche uno, però prendersi un piccolo impegno di attenzione, di prossimità verso gli altri, o comunque
di digiuno da alcune dinamiche della nostra vita, questo può essere un buon viatico per vivere bene il tempo della Quaresima, che è anzitutto un tempo di rinnovamento interiore più che esteriore. Quali sono gli appuntamenti, i primi appuntamenti in cattedrale? Oggi il giorno delle ceneri, le sante messe appunto con l'imposizione sul capo delle ceneri che ci ricordano questo cammino di conversione e di penitenza. Immediatamente dopo gli esercizi per l'ambito della nostra città di Chiavari e Leivi, che saranno il 3, 4 e 5 marzo, e poi altri momenti che ci avvicineranno maggiormente alla Settimana Santa, per poi confluire nel Triduo Pasquale e come città la Via Crucis il Venerdì Santo. Nonostante i lavori, appuntamenti che saranno in cattedrale? Sì, ormai i lavori sono quasi al termine, però in cattedrale ogni venerdì faremo la Via Crucis per le persone che vogliono venire, come anche in altre parrocchie. Raccoglieremo generi alimentari per i bisognosi e i poveri del territorio, e tutti i grandi eventi, qua ad esempio gli esercizi, comunque li faremo in cattedrale. La comunità di Nostra Signora del Ponte a Lavagna ospiterà le telecamere di Teleradio Pace domenica a partire dalle 11. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta al canale 12 di Teleradio Pace 1. Domenica scorsa invece è toccato alla parrocchia genovese di San Siro di Struppa in Val Bisagno. Vediamo. Il passato e il futuro si mescolano in molteplici attività nella parrocchia genovese di San Siro di Struppa in Val Bisagno. Il passato è custodito nelle mura romaniche della chiesa millenaria, datata 1025, ha celebrato i suoi primi 1000 anni di vita. Forse la più antica di questa zona sicuramente era la Pieve, diciamo, dove si racconta che è nato Siro nel 300 e che è stato vescovo poi di Genova. Probabilmente è nato qui sotto, poi nel tempo è nata questa chiesa e poi ecco sì, 1000 anni, in realtà sono di più, però l'edificio così come lo vedete con un po' di rimaneggiamenti è proprio di 1001 anni fa, e quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato, considerato anche che c'erano anche 1700 anni del Concilio di Nicea dove aveva partecipato Siro, vescovo di Genova. Abbiamo avuto la percezione di una parrocchia molto viva. Sì, è molto variegata con tante iniziative, tante cose. È un territorio dove la fede negli anni ha dato tanto a tante alle persone e come sempre bisogna che ci si rinnovi un po', ecco, nella fede. E la fede incarnata un po' nel territorio ci ricorda che risponde un po' alle domande e alle esigenze, e qua ce n'è tante. Siamo un territorio comunque con tante difficoltà. Tra l'altro il 2025 ha voluto dire 1000 anni. Sì, guarda, 1025 questa abbazia qua, a parte la bellezza, però ha visto crescere tanti come me, ha visto passare tanta gente, ma ora si è formato negli ultimi anni tanti bei gruppi, la Bandeco, Namaste, c'è il gruppo giovani, gruppi giovanissimi, Cuccioli. Fa tante cose questa parrocchia per tutti, per tutte le età, e poi c'è anche altre istituzioni, c'è la bocciofila, c'è tante cose che danno tutti un piccolo contributo a questa grossa realtà. Il presente con le sue molteplici attività, con il coro, il catechismo, l'animazione per i giovani, il gioco in parrocchia per i più piccoli e quei piccoli servizi di manutenzione e di cura che, seppur nascosti, sono quelli che rendono possibile ogni altra attività. Qual è il suo impegno in parrocchia? Il mio impegno è fare il jolly. Faccio di tutto, poco di tutto faccio, però il poco è sempre meglio che niente. E quindi uno aiuta, poi se per caso sbaglio, pazienza, mi diranno hai sbagliato. Io sono venuta qua, ormai sarà 30 anni che sono qua così, che aiuto quello che posso e quindi è così, ognuno ha il suo impegno, il mio è il più piccolo di tutti. Tanti piccoli impegni poi fanno una grande cosa. Una grande cosa, certamente. Lei mette tutte le monetine da 5 centesimi insieme e poi arriva fino a fare una bella cifra, un po' pesante, però una bella cifra. Stamattina l'abbiamo vista arrivare molto presto, perciò insomma... Accendere i caloriferi, perché altrimenti è una chiesa che è molto fredda questa. D'estate fa un piacere tantissimo averla bella fresca, ma l'inverno no. Troviamo un parrocchiano di San Siro, però molto chiavarese.
Sì, è 10 anni che ho un'altra famiglia che è la Virtus Entera di Chiavari come dirigente della squadra primavera, ma io sono nato sotto questo campanile 68 anni fa da Antonio il Sacrestano e Rosina la Perpetua, e questa è la mia famiglia. È anni che sono qua, adesso collaboro un po' con Don Matteo nelle manutenzioni quando posso, quando non ho impegni calcistici o la primavera. Ecco, riesci a conciliare anche un territorio, ma ormai Genova Chiavari è vicinissimo. Eh sì, guarda, in un attimo siamo già a Chiavari e poi il tempo, lo spazio, sono in pensione, perciò tutto il tempo che voglio, però ti dico con Don Matteo c'è un buon rapporto, come ce l'ho con la famiglia Gozzi, che è una famiglia stupenda, una realtà fuori dal mondo, non dal calcio ligure. Racconta qualcosa della parrocchia di San Siro, insomma, che ti ha visto crescere. Guarda, la parrocchia di San Siro, io ho fatto tutto l'escalation, ho cominciato da chierichetto, poi fino a 14-15 anni ero sempre qua con Don De Micheli, il primo parroco che ho conosciuto io, e la mia famiglia è sempre stata legata a questa parrocchia e per qualsiasi cosa. Abito sotto il campanile ancora adesso e quando ho qualche problema Don Matteo viene a bussare alla porta, se posso l'aiuto volentieri. Avete un bel coro. Sì, assolutamente sì, stamattina purtroppo non eravamo tantissimi, siamo molti di più, però non tutte le domeniche ci siamo, però sì, siamo un bel coro, siamo affiatati e quindi ci piace la messa, comunque cantare e partecipare col coro, assolutamente. Io tendenzialmente faccio parte del coro e l'altra cosa sono il vice appunto dell'organista, che quando non c'è lei tendenzialmente sono io a suonare insieme a altri membri che non sono qui e così proviamo ad animare la liturgia in maniera abbastanza, ci proviamo, ecco. Come hai imparato, ti è venuta la passione della musica? Allora, ho cominciato con il pianoforte amatorialmente, poi ho cominciato ad andare all'apostolato liturgico per specializzarmi nell'organo e nella musica sacra, però diciamoci che abbiamo fatto musical anche con appunto la gente del coro per un sacco di tempo, quindi la passione per la musica nasce veramente da piccoli. Insomma, qua allora le parrocchie di Don Matteo avranno sempre un musicista, eh? Musicista e persone che hanno il piacere di cantare anche proprio come preghiera, perché il canto è una lode a Dio, quindi anche questo grandissimo entusiasmo. Ecco, lei come è impegnata in questa parrocchia, di questa parrocchia? In questa parrocchia, nel coro e nelle attività che mi è possibile partecipare, nelle feste che facciamo, nelle liturgie, in tutto quello che la parrocchia prevede, compatibilmente appunto ai vari impegni. È una cosa che mi fa molto piacere. Qual è il tuo impegno in parrocchia? Parrocchia sono nel gruppo con i ragazzi, educatore e niente, poi diamo una mano per altre cose, altre attività, insomma, lavori di manutenzione. Ecco. Cosa fai in parrocchia tu? Ma io partecipo ai gruppi anche con lui e passo del tempo in parrocchia anche con dei miei amici e basta. Tu che scuola fai? Prima superiore faccio il Meucci. E insomma, da grande come ti vedi? Ma in realtà magari fare il fotografo. E invece qua a San Siro di Struppa che cosa organizzate, cosa fate? Un po' di eventi per divertirsi, le sagre, un po' di tutto. Vediamo un po' la parte femminile, cosa dice la famiglia, tu? Allora io anche sono finita qui col gruppo della parrocchia e siamo un bel numero di ragazzi e ci riuniamo il mercoledì con i giovanissimi e invece poi il sabato col gruppo dei cuccioli teniamo i bambini, facciamo giocare così e credo sia la parte più bella poi alla fine. Qua abbiamo una grande mamma, con i fiori. Con i fiori che arrivano al cuore, la mamma di Don Matteo. Bene, bene, io lo seguo a distanza perché abito a Pegli, per cui insomma ho qualche difficoltà ad arrivare sino qua, poi c'era insomma la situazione di mio marito che non stava bene, mancato e ultimamente e quindi adesso inizio un pochettino quando posso, però non c'è problema perché poi bisogna essere anche presenza nella propria parrocchia, quindi io sono là e sono qua. Insomma, gli impegni non mancano. Gli impegni non mancano, comunque è una bella comunità
che già conoscevo un po' prima che il Matteo arrivasse qui, e quindi ho il cuore sereno. Cosa può dire alle mamme, ai papà, no, dei sacerdoti, la sua esperienza? Allora, la mia esperienza nasce già come sorella di un sacerdote che ha studiato qua a Genova, mio fratello, in parte, ecco, ed era compagno di classe di Monsignor Tanasini. Quindi il vescovo vostro a Chiavari, quindi ogni tanto venivamo, ecco, così. Il mio fratello ha fatto una parte di studi qua a Genova, poi quando ha iniziato teologia si è spostato a Santiago, quindi è stato incardinato là, è stato per 50 anni. Ecco, che dire, quindi l'esperienza nasce già in famiglia, con la mia mamma. E eravamo 8 fratelli, quindi una famiglia numerosa e quindi così già questa era un'esperienza familiare. Poi quando Matteo, quindi col vecchio retaggio ero andata il primo giorno in seminario a portargli il sacchettino con la roba pulita come si usava quando ero più piccola con mio fratello. Mi ha detto oggi la prendo, ma è l'ultima volta perché noi dobbiamo reggerci i sacerdoti da soli, non con le mamme dietro che ci fanno, perché in qualsiasi momento dobbiamo essere autonomi. E poi c'è il futuro, quello delle nuove tecnologie che veicolano la buona notizia del Vangelo, così come accadeva 1000 anni fa attraverso l'arte e l'architettura e così come accade oggi nelle relazioni fraterne. È bello che sia più che altro la nostra comunità, ecco, che possa entrare un po' nelle case degli altri, perché poi è che quello che fa il Signore, di bussare alla porta ed entrare nel cuore di ognuno. Quindi grazie a Telepace che oggi è venuta qua. Il desiderio è proprio quello di usare gli strumenti che anche ci sono, quelli più attuali del mondo di oggi, quello di entrare nelle case. Essere sacerdoti vuol dire essere dei comunicatori, e a volte si è capaci o incapaci, non è detto che siano tutti capaci, però il messaggio è sempre quello e va annunciato. La tecnologia ci aiuta, la televisione è ancora uno strumento che è nelle case di tutti, internet è una sfida che va abitata, e quindi credo che dovremmo ancora lavorare ancora di più senza farci mangiare dallo strumento, ma usarlo proprio come uno strumento, quindi come qualche cosa che davvero può portare il messaggio. Ai tempi di Gesù usavano i papiri che costavano una fucilata, no? Ecco. E infatti non hanno scritto tantissimo, però quello che hanno scritto era quello necessario per farlo. Oggi abbiamo onde radio, trasmissioni video, podcast, eccetera, però reel, vediamo, ecco, di essere davvero efficaci nell'annuncio del Vangelo, invitando poi a vivere una relazione profonda col Signore. Non può esserci solo l'annuncio culturale, no? Ma deve essere un qualche cosa che tocca il cuore e quindi permette alla gente di scegliere di entrare. Ci sentiamo legati a Genova quando si è a Genova, perché noi abbiamo avuto per tanti anni Monsignor Alberto Tanasini, da genovese, è venuto a Chiavari e insomma ci ha fatto conoscere ancora di più e legare di più a Genova. Credo che tanti di voi siete legati a lui e che in questo periodo c'è stato anche l'anniversario. Don Alberto era peraltro un caro amico di famiglia, perché era compagno di messa di mio zio, fratello di mia mamma, e quindi lo conoscevamo proprio, veniva a casa da mia mamma, da mia nonna, è venuto tante volte, poi è diventato vescovo ausiliare di Genova e poi vescovo a Chiavari chiaramente, e anche, sì, ho sofferto anch'io la sua dipartita, ecco, però nella fede, ecco, perché in realtà è stata una persona che io ho incontrato tante volte, l'ho visto sempre più soffrire nella fatica, no? Ma sempre con uno sguardo sorridente, sempre, e mi chiedeva peraltro spesso a me proprio di mio zio, che anche lui è mancato 2 anni fa, e quando è mancato sono andato, mio zio era missionario in Cile, e quindi eravamo tanto in contatto con Don Alberto. So che ha lavorato tanto a Chiavari bene, perché le notizie poi sono quelle, quindi l'ho sempre seguita, ecco, per quello che è stato il suo ministero, e anche, diciamo, nella sua semplicità, ecco, perché è sempre stato un uomo molto mite e semplice, e questo è per me ancora adesso un grande insegnamento. Terminiamo così questo appuntamento settimanale con Noi Chiesa, grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.